Ciao raga, bentornati nel canale, benvenuti in un nuovo race vlog, questa volta della gara di casa. Siamo con Davide, stiamo andando a fare un giro nel percorso, anche se ormai lo conosciamo a memoria, però va bene, tanto per capire le condizioni. Oggi hanno messo un po' di pioggia verso le 3, ma secondo me è meglio perché è pieno di sabbia, magari la pulisce un po'. Adesso andiamo a Montecchio e ci vediamo tra poco. Again. Scusami, grazie, comunque mi hai dato la spinta. No dai, l'hanno messa. Porco due. Oh, ma io sono sempre sopra i 160 battiti anche andando piano qua, Tocca le gambe, Mamma mia. C'è 172 in prova. Ragazzuoli, percorso provato. E vabbè, ormai abbiamo fatto i solchi perché sono 3 settimane che giriamo lì come come Ebeti, che continuiamo, anche se sono i sentieri di casa. Comunque ho 1 ora e 12, sono a Suvizzo Colle, quindi adesso vado a casa, prendo il recovery, lavo la bici e via. Dopo mi riposo, pranzo un po'. Io non ho mai capito perché quando registro i video mi passano tutte le macchine di fianco. Ciao. E vabbè, comunque percorso provato, è duro, impestato, hanno aggiunto un fettucciato. Mamma che rime! E diciamo che non è un percorso fatto per me, perché c'è tantissima salita. Abbiamo fatto un giro, neanche un giro e mezzo, e ho su 500 metri di dislivello, per cui sì, è bello impegnativo, però dai, è la gara di casa. So che ci sono tanti amici che vengono a vedere e questo mi fa molto piacere, quindi bene. Adesso vado a casa, mangio un po' di recovery, lavo la bici e poi gambe alte tutto il pomeriggio, che è la cosa più bella. Ci vediamo stasera. Un giorno andiamo a fare colazione, va là. Mamma mia. Il tempo è comunque una figata.
shadows creep while you and me repeat. This bittersweet heat is suffocating. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Heart on fire. Set my heart afire. Allez, Giacomo. Eccolo. Vai, Giacomo. Ragazzi, gara finita, durissima, durissima. Io non ho mai avuto un bel rapporto con questa gara. Sono arrivato 15esimo under e 22esimo o 23esimo open. No, io questa gara qua è bella, mi piace, è tecnica, sono le discese proprio che faccio tutti i giorni in bici, ma non riesco a essere competitivo, cioè salite troppo lunghe e troppo ripide per me, e quindi va bene, non sono stracontento. Il lato positivo è che ho preso qualche bel punto top class, che male non fa, e niente, un'altra cosa positiva è panino e birra che ho mangiato dopo l'arrivo, e adesso sto tornando a casa, faccio scarico tornando a casa, e niente, dai, oggi mi aspetta una giornata impegnativa perché c'è, e intanto vado a casa a lavarmi adesso, e poi c'è stasera la Coppa del Mondo e la differita del Gran Premio, quindi impegnativa, ecco. Bene ragazzi, ci vediamo domani, lunedì, che esco in bici da strada e vi faccio un breve sunto della gara e vi spiego un po' com'è andata, ecco. Ci vediamo domani. Lei comunque è stata impeccabile anche oggi. Sono veramente contento di questa bici. Buongiornissimo signori, buongiorno. Lunedì, come ogni volta dopo la domenica arriva il lunedì e siamo qui per raccontare la gara di ieri. Che fatica, a parte che sto facendo più fatica oggi facendo scarico, che con tutto il vento che c'è, fino a un minuto fa ero a 20 all'ora a 160 battiti in pianura, ma vabbè. Allora, gara di casa, Montecchio, lo so, lo sapevo che non sarebbe andata come sperato. Cosa dire, c'era troppa salita per me, cioè lo conoscevo come veramente casa mia col percorso e sentieri che adoro, ma veramente sono sempre stato incompatibile con quel percorso. Nel frattempo, se sentite rumore, sto facendo in bici da strada la ricognizione delle strade bianche 2023 che passerà per Sovizio, No, a parte gli scherzi, erano 3 giri, hanno tolto un giro rispetto a quello che vi avevo detto nella prova percorso. 3 giri e 1000 metri di dislivello in 21 km, una roba del genere, e quindi sì, potete capire la ripidità, sì, c'è ripidità, sì, delle salite. Erano salite veramente lunghe perché erano
una salita da un quarto d'ora più o meno, sommando tutto, e una da 6-7 minuti su 25 minuti di giro per me, per cui sì, tanta tanta e ripida. L'ho presa un po' come una gran fondo, in maniera un po' più tranquilla rispetto a un cross country normale. Sono partito davanti, per fortuna, col numero 11, quindi seconda fila, e quindi ho fatto il pezzettino in pianura davanti. Poi appena iniziata la salita mi sono sfilato per cercare di non strafare il primo giro, perché sapevo la severità di quelle salite, e ho fatto il primo giro dietro, dove sono andati via in tanti, e il secondo giro ho mantenuto, e terzo giro ho provato a dare tutto. Infatti ho fatto tutti i record personali e i miglior tempi nel terzo giro, però sì, fino a lì potevo arrivare, non ci sono tante cose da dire o tante scuse. Io più di così non potevo fare, quindi è andata bene così, le gambe stavano bene, la testa ha funzionato come doveva, e vabbè, è come un po' vedere i velocisti nelle tappe dolomitiche al giro, e sì, non vanno molto bene, ecco, e per me è stato uguale ieri, in proporzioni molto diverse. Spero che questi video continuino a piacervi e interessarvi. Ieri mi avete fermato in tantissimi e sono contento, veramente sono contento, mi fa piacere. Io ringrazio anche tutte le persone che ieri mi hanno fatto assistenza, foto, video, il tifo, tutti i miei amici che sono venuti a vedermi, mi ha fatto molto piacere. Ragazzi, ci vediamo in un prossimo video, sempre a tutta nei video, non sono mai tranquillo, però va bene così. Ciao ragazzi.